Un morto e 9 feriti è il bilancio del gravissimo incidente avvenuto intorno alle 7 a Maniago lungo la strada regionale 464. Da una prima ricostruzione, una corriera con a bordo 15 persone, proveniente da Sequals e diretta verso Maniago, stava viaggiando regolarmente quando dalla direzione opposta è sopraggiunta una Volkswagen. L'auto, da quanto appreso, aveva appena sorpassato un mezzo agricolo, rimasto poi estraneo all'incidente, e subito dopo avrebbe invaso la corsia opposta, trovandosi immediatamente davanti la corriera contro la quale si è schiantata frontalmente con estrema violenza. L'impatto è stato devastante. All'arrivo dei soccorritori, la scena era estremamente drammatica. Detriti sparsi per centinaia di metri, lamiere contorte, il motore della Volkswagen completamente sradicato e l'auto ridotta a un groviglio di metallo. Sfondato anche il parabrezza del pullman. A perdere la vita sul colpo è stato il conducente della Volkswagen, Fabio Floriduz, 43enne, residente a Vaillant. Per lui i sanitari non hanno potuto fare nulla. Sul posto sono intervenuti ambulanza, ili soccorso, vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e guardia di finanza. Le operazioni di soccorso sono state lunghe e delicate. Il problema è stato l'estricazione delle persone, è stata molto laboriosa, abbiamo lavorato in sinergia con il 118 per più di un'ora per riuscire a estricare la persona. Il conducente della corriera, un uomo di 59 anni residente a Spilimbergo, è stato poi lì trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Pordenone. 5 studenti sono stati accompagnati invece in ambulanza al pronto soccorso, feriti ma non in pericolo di vita. Altri 3 sono arrivati in ospedale con i familiari. In totale i feriti ammontano a 9. La strada è rimasta chiusa per circa 5 ore per i rilievi e la rimozione dei mezzi. A rendere ancora più evidente la violenza dell'impatto c'è anche un dettaglio emerso dai rilievi. Il contachilometri della Volkswagen segnerebbe 110 km/h al momento dello schianto, un dato che dovrà essere verificato nelle prossime ore, assieme anche all'analisi della scatola nera criptata presente a bordo della corriera. All'interno dell'auto sono stati trovati una sciarpa dell'Udinese appartenuta alla vittima, una scarpa, il telefono cellulare e un pacchetto di bustine di tè. Gli airbag esplosi e le tracce di sangue sia nell'auto sia nella zona del posto di guida della corriera completano un quadro di grande complessità. Le cause dell'incidente ora sono al vaglio delle forze dell'ordine. Non si esclude che il conducente della Volkswagen possa essere stato abbagliato dal sole, che a quell'ora è molto basso sull'orizzonte e può ridurre improvvisamente la visibilità. Dalle prime informazioni risulterebbe inoltre che la vittima avesse la patente sospesa per un precedente sorpasso pericoloso.